Un successo inimmaginabile, quello del Capodanno favarese, e si pensa già al Carnevale. Sì, devo dire che l'idea del carnevale già era in cantiere con l'associazione Antichi Valori allo stesso momento che abbiamo deciso di proporre il Capodanno. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici, le attività commerciali, il sindaco con tutta l'amministrazione per avermi dato la possibilità, la collaborazione e il forte sostegno per aver fatto il Capodanno favarese, che devo dire sono pienamente soddisfatto perché oltre alla quantità di persone il dato che è uscito fuori è che il Favara sta cambiando e si è svolto nel massimo rispetto della civiltà e del senso appunto di divertirsi in modo sano. Il programma ancora è da completare, però come base diciamo, abbiamo proposto al sindaco il sabato sera dalle 4 in poi, dalle 4 del pomeriggio in poi, la serata si svolgerà tra Piazza Kennedy e Piazza Olimpia, dove non ci saranno carri, ma sarà diciamo, un danzare in strada con tanta musica e divertimento per i bambini. Stiamo cercando animazione per i bambini, comunque attrazioni sane, e poi ci sarà il gran finale, la gran serata in Piazza Cavour il martedì.